me. Io ero perso, ma mi salvò. Ero cieco e oggi io vedo. La grazia sua mi riscattò da tutte le paure. Che prezioso fu il momento in cui credetti in Lui. Mi liberò, mi ha salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, benedizioni Lui mi promise, sicuro in Lui io sono. Il mio scudo protezione fin quando io vivrò. Mi libero, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, perfetta grazia che dolce vita che ha salvato me. Io ero perso, ma mi salvò. Ero cieco e oggi io vedo, mi liberò, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. Grandiosa grazia, eterno amor, è come un fiume, vivere amor. Grandiosa grazia, eterno amor. Buongiorno a tutti, buongiorno nella pace del Signore Gesù, che benedizione, che meraviglia poter essere qui con voi. Grazie Dio per questa opportunità, grazie a voi che siete con noi in diretta, che il Signore vi benedica, che il Signore ti dia salute, che il Signore risplenda il suo volto su di te e ti dia la pace che il mondo non ce la può dare, ma il Signore sì, perché Lui è il principe della pace. Gloria a Dio, stiamo iniziando la nostra preghiera del mattino,
La Preghiera del Mattino è un programma di Shea Damit, Chiesa Evangelica Assemblea di Dio, Arca Missionaria Italiana. E noi siamo qui con voi. Io sono il pastore Victor Lopez e per la grazia e bontà del Signore sarò con voi stamattina di giovedì 23 gennaio 2025 e siamo in diretta tramite il nostro canale di YouTube AD Arca Missionaria Italia. E se tu ancora non segui questo canale, vorrei invitarti a seguire, a lasciare il tuo mi piace e a condividere. Condivide questo link con altre persone, con i tuoi amici, con la tua famiglia, perché ogni mattina di martedì e giovedì dalle 8 alle 9 noi siamo in diretta con la preghiera del mattino e ci sono tanti altri contenuti che certamente ti benedirà tantissimo e tu potrai vedere su questo canale di YouTube. Vorrei ringraziare a tutti che sono già iscritti, che fanno parte di questi 930 iscritti e so che quest'anno arriveremo a 1000 iscritti e tu ci puoi aiutare ad arrivare a 1000 iscritti su questo canale. Non costa niente iscriversi e attivare tutte le notifiche, il campanello delle notifiche, e sempre che aggiungeremo un contenuto, un video o qualsiasi altre cose, potete vedere immediatamente perché riceverete la notifica di quel contenuto. Vorrei mandare un saluto speciale a tutti i miei fratelli in Italia, dal nord al sud, fratelli d'Italia. Un abbraccio grande ai miei amici pastori, missionari, evangelisti, a tutti che operano nel nome del Signore Yahweh. Alleluia! È Lui la nostra salvezza, è Lui che opera tanto il volere come il suo desiderio, nessuno può impedire. Alleluia. Dio vi benedica, vorrei lasciare anche disponibile il nostro contatto, non so da dove vedete questa diretta, ma vorrei lasciare il nostro canale di WhatsApp. Potete cercare, potete scriverci, potete mandare un suggerimento, una richiesta di preghiera, potete comunicare le vostre necessità di preghiera tramite questo canale di WhatsApp che è 351 360 4320. Questo canale di WhatsApp 351 360 4320 è esclusivo di Shea Damit e potete essere con noi più vicino mandando il tuo messaggio. Gloria al Signore. Un abbraccio a tutti i miei fratelli che ci vedono su YouTube, quelli che ci vedranno dopo, quelli che ci seguono su social. Abbiamo 3 profili su social di Instagram e potete seguirci. Shea Damit Settore 01, che è la provincia di Firenze, di cui sono io il coordinatore insieme alla missionaria Priscilla. Settore 02, che il profilo è Shea Damit Settore 02, che è la provincia di Pisa, di cui coordinatore è il missionario Marco Lillo e la missionaria Denisa. E il stesso profilo è Shea Damit Settore 03, che è la provincia di Verona, di cui il coordinatore sono missionario Giovanni e la missionaria Dariana. E vorrei approfittare per mandare un abbraccio caldo a tutti i miei fratelli di Shea Damit che direttamente cooperano in quest'opera missionaria. Che il Signore vi benedica abbondantemente. Gloria al Signore. Vorrei anche parlare ai fratelli di 2 cose importanti. La prima cosa è che noi abbiamo un progetto evangelistico missionario che si chiama Progetto Non Sei Solo.
Questo progetto è un progetto di arca missionaria e è svolto in tutte le basi missionarie d'accordo alla capacità della base missionaria. E quindi abbiamo nelle basi missionarie segretari del progetto Non Sei Solo che operano, che sono lì responsabili insieme ai coordinatori settoriali di sistemare, organizzare, ricevere e fare il progetto funzionare. E vorrei mandare un abbraccio a tutti i segretari del progetto Non Sei Solo nelle basi missionarie di Sheadamit. Che Dio vi benedica. Grazie per la vostra partecipazione. Che il Signore continui vi dando la forza, la grazia, vi portando avanti nell'opera del Signore. Amen. Amen. Gloria al Signore Gesù. Continuiamo con la preghiera del mattino e la seconda cosa è, ecco, ho parlato del progetto Non Sei Solo, e la seconda cosa è il vivaio missionario. Il vivaio missionario è la scuola biblica missionaria teologica per Sheadamiti che opera in Italia sulla formazione dei cristiani. Le persone che hanno desiderio di imparare di più, perché in ogni base noi abbiamo lo studio biblico, però il vivaio è un agente in più sulle basi missionarie che aiuterà i fratelli a crescere nella parola di Dio e nella loro convinzione di fede. Quindi abbiamo un nuovo corso a febbraio, il 3 febbraio, ogni lunedì dalle 20:30 fino a 21:30 noi avremo un appuntamento nel vivaio missionario con i Vangeli. Noi studieremo quest'anno, abbiamo un percorso biblico da fare nel vivaio missionario di studi sui Vangeli. Inizieremo con Matteo, dopo Marco, dopo Luca, dopo Giovanni. Sarà veramente una immersione, io dico sempre questa parola perché è come un fiume, come abbiamo cantato stamattina, di vero amore, perfetta grazia del Signore. E quindi immergeremo su questo fiume di crescita spirituale e certamente saremo arricchiti con tante porzioni della parola di Dio e in speciale questa volta del Vangelo di Gesù Cristo. Siete invitati a partecipare. Se volete partecipare di questo corso sarà fatto online tramite la piattaforma e potete iscriversi tramite questo numero di WhatsApp che vi ho lasciato e vi lascio nuovamente, che potete contattarci chiedendo per fare l'iscrizione a questo corso. Gloria a Dio. Il numero è 351 360 4320. Gloria al Signore. Lodiamo al Signore e dopo portiamo una parola dalla parte di Dio. Gesù, ti adoriamo, proclamandoti re.
proprio in mezzo a noi. Con la di noi t'esaltiamo, e mentre noi t'adoriamo, e mentre noi t'adoriamo, e mentre noi t'adoriamo, vieni regna, Signore, su noi. Vieni regna, Signore, su noi. Gloria a Dio. Vieni, regna, Signore, su noi. Io vorrei lasciare una parola della parte del Signore nella lettera di Giacomo, capitolo 1, versetto 12. Vorrei lasciare questo versetto della parola di Dio perché possiamo meditare su di essi. La parola dice così: beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promessa a quelli che lo amano. Ripeto il versetto: beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promessa a quelli che lo amano, dopo averla superata. Allora, fratelli, l'Apostolo Giacomo in questa sua lettera, in questo versetto in particolare, ci parla che sarà più che felice, perché la parola beato vuol dire più che felice. Sarà più che felice l'uomo che sopporta la prova. Che prova è questa? È la prova della sua fede, perché la fede viene provata sul fuoco. Molte volte noi pensiamo che la fede è soltanto di dire io credo, ma la prova prova la fede che viene di fedeltà, di perseverare su qualcosa, su ciò che crediamo, appunto di non cambiare il discorso, appunto di non cambiare il pensiero, appunto di non cambiare il cuore verso quella cosa. Da parte nostra parla del Signore, che crediamo in Lui. E molte volte noi non vogliamo sopportare la prova della fede, della nostra fede. Molte volte noi ci abbandoniamo al tempo e diciamo: lascia che il tempo faccia le sue cose. Lascia che il tempo risolverà queste cose. Il tempo fa parte dell'atmosfera, del perimetro, del piano di Dio, perché non è Dio che è inserito nel nostro tempo, ma il nostro tempo è inserito nel piano di Dio. Dio ha controllo anche sul nostro tempo. A volte noi pensiamo: nessuno può ritardare l'orologio, nessuno può ritardare il tempo passa e passa veloce. Ora ci accorgiamo che il tempo passa molto veloce. Ma il tempo che noi non abbiamo controllo,
il Signore ha controllo su questo tempo, perché Dio ha controllo su ogni cosa. Cosa dobbiamo fare? Salmo 40, Davide ha espresso, ha detto con la sua anima, un'espressione che colpisce me e colpisce il mio cuore. Lui dice: ho pazientemente aspettato il Signore ed egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido. Mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione, dal pantano fangoso. Ha fatto posare i miei piedi sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi. Egli ha messo nella mia bocca un nuovo cantico, all'ode del nostro Dio. Molti vedranno questo e temeranno e confideranno nel Signore. Beato l'uomo che ripone nel Signore la sua fiducia e non si rivolge ai superbi né a chi segue la menzogna. O Signore Dio mio, hai moltiplicato i tuoi prodigi e i tuoi disegni in nostro favore. Nessuno è simile a te. Vorrei raccontarli e proclamarli, ma sono troppi per essere contati. Tu non gradisci né sacrificio né offerta, ma hai aperto gli orecchi. Tu non domandi né olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo. Sta scritto di me nel rotolo del libro. Dio mio, desidero fare la tua volontà. La tua legge è dentro il mio cuore. Ho proclamato la tua giustizia nella grande assemblea. Ecco, io non tengo chiuse le mie labbra. Oh Signore, tu lo sai. Non ho tenuto nascosta la tua giustizia nel mio cuore. Ho raccontato la tua fedeltà e la tua salvezza. Non ho celato la tua benevolenza, nella tua verità la grande assemblea. Tu, oh Signore, non rifiutarmi la tua misericordia. La tua bontà e la tua verità mi custodiscano sempre, poiché mali innumerevoli mi circondano. I miei peccati mi pesano e non posso più guardarli. Sono più numerosi dei capelli del mio capo e il mio cuore viene meno. Liberami, oh Signore, affrettati in mio aiuto. Siano delusi e umiliati quelli che cercano l'anima mia per farla perire. Si ritirino coperti di vergogna quelli che si rallegrano delle mie sventure. Siano confusi per la loro infamia quelli che mi desiderano. Gioiscano e si rallegrino in te quelli che ti cercano. Quelli che amano la tua salvezza dicano sempre: il Signore è grande. Io sono misero e povero, ma il Signore ha cura di me. Tu sei il mio aiuto e il mio liberatore. Oh Dio mio, non tardare. Qui parla un uomo che aspetta nel Signore, che sopporta la prova. Un uomo che ci insegna come sopportare la prova. Fiducioso nel Signore, attento alla benedizione del Signore, alla sua bontà, alla sua misericordia, attento a ciò che il Signore può garantire. Avendo gli occhi fissi su Gesù, non dondoleremo nella fede, fratelli. Non cascheremo, ma se noi sviamo gli occhi da Gesù, guarderemo la folla, la moltitudine che ci impediscono di ricevere la corona della vita. Quando noi perseveriamo nel Signore, perseveriamo nella fede, noi sopportiamo la prova.
Magari stamattina tu dica io non sopporto più questa situazione. Io non so cosa faccio per uscire di questa condizione, di questa vita, di questo... Ma fratelli, vorrei dirvi che un giorno per il Signore è come 1000 anni, ma 1000 anni per il Signore è come un giorno. Lui può fare finire questa situazione oggi. Tu puoi dormire con un problema e svegliarsi senza. Perché ciò che è impossibile a te è possibile al Signore. Lui può fare ogni cosa, ma Lui vuole vedere qual è la nostra, in chi noi perseveriamo, qual è, dove è stabilita la nostra fede, dove è edificata la nostra fede. Perché è vero che se noi aspettiamo gli uomini, rimarremo nelle promesse che possano essere compiute o no. Magari alla fine diremo, quell'uomo ha avuto parola, una parola sicura, ha detto quello e ha fatto, ma invece quell'altro ha detto e non ha compiuto. Ma quando noi abbiamo fiducia nel Signore, non ci deludiamo, perché è impossibile che Dio menta, fallisca, cambi. Alleluia. Magari tu stamattina stia dicendo, ma io da tanto tempo sto a sopportare questa prova, da tanto tempo piango in questa situazione, ma la parola dice in Apocalisse che Dio vede ogni cosa, fratelli. Dio sa ogni cosa. Dio analizza ogni cosa e la parola dice in Apocalisse 3:8, io conosco le tue opere. Alleluia. Dio conosce le nostre opere. La parola nel capitolo 3 di Apocalisse, dal versetto 7, il Signore scrive alla chiesa di Filadelfia, una chiesa che ha sopportato la prova, una chiesa che ha sopportato la vergogna, l'infamia, la persecuzione. Dice la parola all'angelo della chiesa di Filadelfia, scrive queste cose, dice il santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Io conosco le tue opere. Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ecco, io ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei, non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato, siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza. Anch'io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra. Io vengo presto, tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona. Chi vince io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio, la nuova Gerusalemme che scendi dal cielo da presso il mio Dio, e il mio nuovo nome. Chi ha orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Sopporta. Stamattina il Signore sta dicendo sopporta, perché il Signore non ci prova oltre le nostre forze, e Lui lo sa che noi
sopportiamo e lo sa ciò che noi non sopportiamo. Lui sa l'ora di togliere questo spino dalla tua carne. Lui sa l'ora di finire questa situazione. Ma stamattina lo Spirito Santo ci invita a glorificare. Stamattina lo Spirito Santo ci invita a rendere gloria al Signore per ogni situazione, perché la parola dice che tutte le cose cooperano al bene di colui che ama Dio. Tutte le cose cooperano. E questa tua situazione coopera. Sopporta, perché tu sarai più che felice. Ah, ma io adesso sono triste, non ti preoccupare, sei beato. Sopporta. Sopporta. Perché oggi può essere una mattina di pianto, di angoscia, di inquietudini, ma sopporta fermamente. Sopporta questa prova, perché domani è già tutto pronto. Domani il Signore ti onorerà. Oggi è giorno di sopportare. Oggi è giorno di resistere. Alleluia! Gloria! Ma vorrei dirvi che nella prova c'è la grazia. Alleluia! Che non ci manca. Alleluia! Davide ha detto: affrettati, Signore, affrettati in mio aiuto. È vero, vogliamo uscire dalla nostra situazione che viviamo oggi. Può darsi che preghiamo dicendo come Davide: affrettati in mio aiuto, ma continueremo a pregare Dio. Non ci rivolgeremo agli uomini, non ci rivolgeremo ai morti, non ci rivolgeremo agli idoli, non ci rivolgeremo alle cose. No, la nostra fiducia continuerà nel Signore. Continuerà in Lui, come dice la parola su Salmo 46. Dice, c'è un fiume, dice così: perciò non temiamo se la terra è sconvolta, se i monti si smuovono in mezzo al mare, se le sue acque rumoreggiano, schiumano e si gonfiano, facendo tremare i monti. No. Noi sentiamo tutto, sentiamo la sconvolgità della prova, la scomodità della prova, sentiamo l'amaro della prova. Gesù stesso ha pregato: Signore, se possibile, passa di me questo calice. Ma immediatamente continuò la preghiera dicendo: ma fai in me la tua volontà. Oh Signore, vieni al nostro aiuto stamattina. Ma io continuerò a pregare te, io continuerò a fare la tua opera, io continuerò a servirti, io continuerò a essere strumento nella tua casa. Alleluia. Ci sono persone che mollano subito. Finisco con una storia che ero giovane, ho sentito da una sorella che diceva che a volte noi, che la vittoria è come una fila che siamo in attesa. Non so com'è qui, ma qui abbiamo già tutto su appuntamento, prendiamo un appuntamento, ma a Scandici c'è un posto in piazza che vende il pollo di sabato. Mamma mia! E c'è una fila grande per comprare quel pollo e dobbiamo essere lì.
in attesa in quella fila. A volte siamo in quella fila quando c'è vento, a volte siamo in quella fila quando è di estate, quando c'è il caldo, siamo in quella fila quando c'è un bel giorno, una bella giornata. Ma cosa ci fa rimanere in quella fila? La certezza che arriverà la nostra volta e noi prenderemo il pollo. Fratelli miei, noi siamo in una fila. Siamo in questa fila e questa fila cammina. A volte noi pensiamo che cammina lentamente. Mamma mia, questa fila ci vuole molto tempo. Come mai? Sono stanco da aspettare. E cosa succede? Per la mancanza di pazienza noi usciamo dalla fila. Ma stamattina cosa chiederemo al Signore? Pazienza? No. Se chiediamo pazienza, Lui ci darà la prova. Sa cosa chiediamo? La grazia. Io ho imparato quando ero giovane, una sorella che ha detto: ferma di chiedere pazienza. Signore, dammi pazienza. Fermati, perché ogni volta che tu chiedi pazienza avrai la prova. Perché Paolo ha scritto ai Romani che ciò che genera la pazienza è la prova. Ma chiedi la grazia. Signore, dammi la tua grazia. La tua grazia che mi fa sopportare la prova. La tua grazia che mi fa seguire avanti. La tua grazia che pulisce i miei occhi, che mi fa vedere ciò che mi aspetta. E Giacomo ha detto che ciò che ci aspetta è la corona. Lui è stato enfatico quando ha detto: dopo averla superata, riceverà la corona della vita. Dopo la fine di questa fila c'è un premio. Alleluia, gloria! Guarda il premio, fratello. Sorella, guarda il premio. Se tu guardi il premio, tu sopporterai la fila. Guarda il premio, perché se tu lo guardi, persevererai. Sei più che felice, non sarai sulla fila a mormorare, a lamentare, a dire: ma sai, non vale la pena. E dopo, quando noi siamo in quella fila del pollo a Scandisci che aspettiamo, prendiamo quel pollo, portiamo a casa e quando siamo quando siamo a mangiare sulla tavola, mettiamo quel pollo e cominciamo a mangiare e diciamo: ah, è valsa la pena la fila, è valsa la pena. Gloria a Dio. Fratelli, valerà la pena. Voglio dirvi che valerà la pena. Ci sono persone che sta per arrivare la sua volta, ma vuole uscire, vuole mollare, vuole dire: sai, io desisto, io esco di questa fila, non ho più pazienza. E sa cosa succede? Vedi quello che era dietro a sé ricevere il premio. Ma è uscito dalla fila. Ho aspettato pazientemente nel Signore. Aspetta perché valerà la pena. Ma non aspetta abbattuto, aspetta felice, perché il premio è così buono che la prova, come Paolo ha detto, è soltanto momentanea. Il premio è così grande che la prova è soltanto un momento, sarà solo un momento della tua vita. E tu, quando finirai questo processo,
Alzerai gli occhi verso i cieli e dirai: è valsa la pena. Guarda la mia benedizione, guarda la mia vittoria, guarda ciò che ha fatto il Signore. Questo è il risultato di perseveranza. Ma oggi le persone non vogliono sopportare. E i medici sono a favore. La scienza del psiche, della psicologia dice: allontana ciò che ti fa male. E Gesù ci dice: sopporta. Ama chi ti fa male. Perché amare chi ci ama è facile. Ama chi non ti ama. Alleluia. Fa il bene a chi vuole il tuo male. Pastore, che difficile, è difficilissimo, perché noi siamo ancora sul corpo umano, carnale. Ma in noi opera lo spirito della grazia. Alleluia! Gloria! Alleluia! E questo spirito della grazia ci riveste, fratelli, ci coinvolgi, ci riempi, ci fortifica e noi vinceremo nel nome di Gesù. Chi può dire amen? Di amen stamattina, scrive qua amen. Chi c'è con noi? Alleluia, io sento il Signore qua a consolare il mio cuore, la mia anima, il mio essere. Tu puoi sentire il Signore, lo Spirito Santo della verità. Lui ci consola stamattina. Sopporta. Alleluia, gloria. Sopporta. Alleluia, sopporta. Valerà la pena. Alleluia. Quante volte noi pensiamo che non ce la faremo, ma c'è la grazia. Dio ti sta riempendo di grazia stamattina. Ricevi, fratelli, ricevete, fratelli, questa grazia. Grazia. Grazia, come il pastore lì canta, grazia, grazia, la grazia ho trovato in Gesù, Signor. Grazia, grazia, la grazia ho trovato in Gesù. Dammi questa grazia, riempimi di questa grazia, Signore. Ho bisogno della tua grazia. Alleluia. Che Dio ci benedica. Preghiamo, fratelli, stamattina. Padre nostro, nel nome di Gesù, tuo figliolo unigenito, veniamo a te in preghiera con cuore rotto, umile, riconoscendo, Signore, che siamo deboli, che siamo necessitati, bisognosi. Ci presentiamo stamattina davanti alla tua presenza, perché vogliamo, Signore, essere uno in te. Come tu, Gesù, sei uno col Padre, noi vogliamo essere uno in te.
Oh Signore, ti prego di perdonare i nostri falli, i nostri errori. Signore, perdonaci, Signore, perché come tu lo sai, non sappiamo cosa facciamo. Oh Spirito Santo, quante volte noi non abbiamo parole per descrivere ciò che sentiamo dentro di noi. Le cose di questo mondo ci disturbano troppo, ma vogliamo concentrarci a te, a fare la tua volontà. Vogliamo concentrarci al premio. Alleluia! Perché tu ci hai fatto una promessa e questa promessa non verrà meno. Questa promessa non sarà cambiata. No. Ci dà la grazia stamattina, Signore, per sopportare la prova momentanea della nostra fede, perché possiamo resistere al diavolo e sappiamo che lui fuggirà di noi, Signore, non resterà. Anzi, dopo la tentazione, gli angeli sono venuti a servirti. Io sento stamattina che tu ordini gli angeli a servirci stamattina, a saziare la nostra anima. Alleluia! Gloria! Come gli angeli che gli hanno portato pane. Oh Signore, so che tu, come dice la tua parola, sazierà la nostra fame e sete di giustizia. So che tu asciugherai dai nostri occhi ogni lacrima. So, Signore, che tu ci farai ereditare la terra. So che tu ci consolerai. Oh, ti prego stamattina, Signore, di trattenere la nostra attenzione, di tirare la nostra attenzione verso di te, perché non veniamo a guardare la destra né la sinistra, ma che la nostra attenzione, il nostro sguardo, i nostri occhi, i nostri cuori siano verso te, siano fissi in te. Passerà. Oh, perché t'abbatti, oh anima mia. Oh Signore, alleluia, perché t'abbatte, oh anima mia. Perché t'abbatte, oh anima mia. Aspetta in Dio. Oh, gloria, Signore. Aspetta in Dio. Aspetta in Lui. Aspetta nel Signore. Spirito Santo. Ci dà la grazia stamattina perché possiamo restare saldi, come Salmo 46 dice, che noi non ci muoveremo, non saremo sconvolti, no. Perché? Perché c'è un fiume. Alleluia, c'è un fiume.
in cui i ruscelli rallegrano la città di Dio, il luogo santo della dimora dell'Altissimo. Perché noi non ci sconvolgeremo, perché noi non ci smuoveremo, perché c'è questo fiume. Dio si trova in questa città. Tu sei dentro di noi, Signore. Tu non sei fuori. Tu sei qui. Sia con noi sempre. Ci segui in questa mattina, in questa giornata, Signore. Vorrei consacrare questo giorno a te. Ricevi il nostro digiuno, la nostra preghiera. Ricevi, Signore, le nostre opere che facciamo per te, per la tua opera, per i tuoi servi, per i tuoi santi e anche per gli stranieri. Continua con noi, aiuta ognuno, Signore. Benedice ogni base missionaria, i nostri missionari cari. Rinforzali, Signore, con la tua grazia, oggi e per sempre. Amen e amen. Fratelli, che il Signore vi benedica, che meraviglia, che mattina speciale nella presenza del Signore. Non dimenticare di condividere con altri questa diretta, non dimenticare di lasciare il tuo mi piace, così potrai fare visibile questo video, questa diretta ad altre persone. Che il Signore vi benedica, vi auguro un weekend benedetto nella presenza del Signore e domenica è la chiusura di questo mese di primizia. Vorrei invitare a tutti i nostri fratelli a partecipare del culto domenica delle primizie. Saremo qua a Firenze alle 10, ci sarà con noi il pastore Maurizio Bua che ministrerà la parola di Dio. Il nostro tema è la gioia del Signore è la nostra forza. Un abbraccio, che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio, nostro eterno Padre, la comunione e la consolazione dello Spirito Santo siano con noi oggi per sempre. Amen. Buona giornata nel nome di Gesù. Ti amo Dio, la tua grazia non fallisce, tutti i giorni sono nelle mani tue, dal momento in cui mi sveglio fino al mio dormire canterò della tua bontà. In ogni tempo sei fedele, in ogni tempo sei così buona, con tutto il fiato che ho dentro canterò della tua bontà. Amo la tua voce, mi hai condotto in mezzo al fuoco, nella notte buia, mi sei vicino come nessun altro. Ti conosco come padre, migliore amico mio, perciò canterò della tua bontà. In ogni tempo sei fedele, in ogni tempo sei così buona, con tutto il fiato
tua bontà, canterò della tua bontà. La tua grazia non fallisce, tutti i giorni sono nelle mani tue, dal momento in cui mi sveglio fino al mio dormire, canterò della tua bontà.